In 3 minuti, la nazione siciliana, notiziario del 7 marzo 2025. Basta con la via giudiziaria e l'ambientalismo. Arriva oggi il 12° ricorso contro il piano regionale dei rifiuti. I ricorsi hanno l'obiettivo di bloccare il percorso verso la realizzazione dei 2 termovalorizzatori che dovranno risolvere il problema rifiuti in Sicilia. I termovalorizzatori erano previsti dal programma della coalizione che ha vinto le elezioni. La via giudiziaria come mezzo per impedire ai governi di realizzare il proprio programma sta davvero andando troppo oltre. Galvagno su Schifani, sta lavorando bene, è naturale il bis. Danilo Lo Giudice ha dichiarato ieri di non poter escludere che Sud Chiama Nord, movimento del quale è coordinatore regionale, possa far parte dopo le prossime elezioni di un governo regionale guidato dall'attuale presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno. Quest'ultimo, dimostrando doti francamente poco diffuse nell'attuale classe politica siciliana, è subito uscito d'imbarazzo dichiarando che Schifani sta lavorando bene e quindi il bis è naturale. Bando artigiani, al 35% il contributo a fondo perduto. Un'importante notizia per la crescita delle aziende artigianali siciliane. L'assessore all'economia Alessandro Dagnino e quello alle attività produttive Edita Maio hanno siglato un'intesa per portare al 35% il contributo a fondo perduto sugli investimenti sostenuti nell'ambito dell'avviso pubblico più artigianato. La proposta passa adesso all'esame della Giunta regionale. Il bando ha una dotazione di 38 milioni di euro. Più spazio per i rifiuti in attesa dei termovalorizzatori. Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che il materiale utilizzato nelle discariche per coprire i rifiuti non va computato nel calcolo del volume consentito. In Sicilia questo consentirà, con circa il 20% di spazio in più nelle discariche, di poter ridurre i rifiuti spediti fuori dalla Sicilia e di avere più tempo in attesa della realizzazione dei termovalorizzatori. Il governo regionale sta studiando le misure utili per l'attuazione della sentenza. Obeso un siciliano su 9. Secondo un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità realizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Obesità, il 32,7% dei siciliani è in sovrappeso e il 10,4% è obeso. La Sicilia, con il suo 32,3% di persone in sovrappeso, è leggermente inferiore alla media nazionale, ma ha un numero di obesi superiore. Gli obesi in Sicilia sono infatti l'11,3% della popolazione, un siciliano su 9 risulta quindi obeso. Orrore di Altavilla, condannata la figlia. Prima condanna per l'orrore di Altavilla Milicia. La figlia, allora minorenne, che ha confessato di aver partecipato agli omicidi della madre e dei 2 fratelli, ritenuta capace di intendere e di volere, è stata condannata dal Tribunale dei minori a 12 anni e 8 mesi. Ieri intanto è cominciato il processo in corte d'assise a Palermo nei confronti del padre, anche lui reo confesso, e della coppia di fanatici religiosi che continuano invece a dichiararsi innocenti. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.